Un biel mandi ai Furlans di Chienti e a Chei Palmont. E un grazie. Vi devo dire un grazie perché non solo con me, ma anche con tutti i nostri collaboratori e con tanta gente che ci vede nelle puntate settimanali, raccogliamo molti consensi. E non lo diciamo così per farci belli. Io mi auguro che sia veramente così. Perché? Perché qualcuno mi ha detto: ecco, dopo quasi 2 anni che per noi le osterie erano quasi un miraggio, adesso, grazie a voi di Telefriuli, grazie a Friuli nel mondo, noi torniamo nelle osterie, magari in forma virtuale, ma adesso anche in presenza, perché stavamo dimenticando e questo non andava bene. Allora, grazie di questi complimenti che ci fate. E dove andiamo? Abbiamo una passeggiata da fare a Erto. Ve lo ricordate Erto? Un paese che ha un nome che ricorda anche un po' una tragedia. Però noi non parleremo di tragedie, parleremo di profumi, parleremo di sapori e per fare questo saremo all'osteria del Gallo Cedrone. Vi accompagniamo con le telecamere, vi mostreremo questo bel locale e ci sentiremo più tardi. Allora ci troviamo a Erto e Casso, 2 paesi, 2 storie, 2 tradizioni diverse. Erto con un dialetto friulano, circa un ladino friulano, Casso con il suo dialetto veneto antico. 2 comunità che da sempre sono andate d'amore e d'accordo e un po' anche odiate una con l'altra. Comunque sono tanti anni che siamo ancora insieme e continueremo ancora insieme per parecchi anni sicuro. Erto e Casso, le 2 comunità negli anni 50, 2000 persone ci abitavano, ora siamo più 370-380 persone. E questo è dovuto non soltanto per il nostro comune, ma per tutti quanti i comuni della montagna. Questa diaspora che non c'è stata soltanto per il comune di Erto a seguito del disastro del Vajont, ma la diaspora vera era quella che obbligava la gente della montagna a scendere nella pianura e a scendere a andare via dai propri luoghi di nascita per problemi economici. Cioè, a Erto negli anni 50 c'era una vita diversa di quella di ora, insomma. Era quasi un paese autartico, aveva la sua zona industriale che era proprio lungo il torrente Vajont con le sue segherie, i mulini, c'era di tutto, praticamente vivevamo di quello che producevamo noi. Poi le esigenze sono aumentate, la gente ha cominciato a emigrare, tantissimi di Erto hanno cominciato a fare gli ambulanti, a girare per il mondo. Tantissimi sono andati nell'Alto Adige, a Tarvisio, ma anche verso Bologna, hanno girato dappertutto. Quelli di Casso invece non hanno mai fatto, rarissimi facevano gli ambulanti, quelli sono andati a girare per i cantieri. Hanno costruito le dighe di mezzo mondo, sono sempre andati, avevano due visioni diverse forse del mondo. Gli ertani hanno fatto più commercianti, quelli di Casso più sui cantieri, sulle dighe, sulle opere importanti che hanno costruito gli italiani nel mondo. E cosa dire, adesso siamo qua, 350 persone, 370, viviamo un po' di turismo, un po' grazie anche alla zona industriale di Longarone che è quasi a un passo, praticamente 12 chilometri. Ci spostiamo più verso il Veneto, quasi sempre verso il Veneto, perché anche se siamo friulani, la nostra proiezione è di andare verso il Veneto e continuiamo a vivere qua, insomma, si vive bene a Erto, è un paese al centro del parco delle Dolomiti Friulane, 37.000 ettari di verde, siamo all'interno delle Dolomiti Friulane, area riconosciuta da Dolomiti UNESCO. E di più di così cosa vuoi dire? Si sta bene qua e chi vuol venire a visitare i nostri luoghi si mangia bene, abbiamo ottimi rifugi, ottimi ristoranti, abbiamo tutto quanto, ci accontentiamo insomma, ecco. Questo locale è pieno di ricordi del passato, con delle foto, con degli strumenti di una volta che si usavano, legno di larici, di quello che si usava una volta. È pieno dei ricordi di tanti anni che sono passati, insomma. Poi
è stato modificato da me perché sì, dovevo, secondo le regole che ci sono adesso, perché una volta facevano le robe un po' più avanti. E sì, qua una volta c'era la cantina sotto lì, quando non c'erano i frigoriferi sotto avevano la cantina, dove ho fatto adesso un tavolino per la gente. Quando non c'era i frigoriferi avevano una cantina sotterranea, che c'era anche l'acqua, c'è una sorgente d'acqua sotto lì, e ho dovuto fare il coro per buttare fuori l'acqua perché quando piove viene sempre su. E allora adesso abbiamo il frigorifero, non ci serve più, ho fatto il tavolino. Sì, qua davanti ci sono delle scritte di Mauro Corona, la gente di Erto viene, bon, siamo pochi perché sì, siamo 350 qua in tutto il comune. Qua nel Paese Vecchio siamo una cinquantina di fissi che abitano, c'è tanta gente da fuori che ha comprato case vecchie, che viene a farsi le ferie, che viene a farsi il sabato domenica. Adesso con lo smart working ci sono tanti che si trasferiscono qua, che speriamo che vada avanti sta roba, così recuperano un po' il Paese Vecchio. Nel 2000 quando ho aperto io, qua era il deserto più totale, che anche mi dicevano tutti i miei amici, gli altri, ma sei matto a aprire quel posto lì, è tutto disabitato, spendi solo i soldi per niente. Ho detto provo, se no farò qualcos'altro, se non mi va bene, no? Perché io avevo già gestito un locale per 7 anni prima, no? Del locale su nel Paese Nuovo. E poi ho detto, vado lì e vedo come va. Il locale si chiama Gallo Cetrone, è il nome è il cognome del dottore, perché il marito della signora che gestiva negli anni 70, si chiamava Gallo, veniva dalla Carnia. E allora io ho messo, per ricordare loro, ho messo Gallo Cedrone, no? Col cognome loro, no? E la gente di Erto, la maggioranza qua, il 90% sono turisti, gente che viene a vedere la diga, gente che viene a cercare Mauro Corona, gente che viene sì, anche per camminare, c'è tantissimo. Dal 2000 quando ho aperto io in avanti hanno aperto ancora 2 o 3 locali nuovi nel paese perché c'è tanta richiesta, anche 80 posti letto, pian pianino hanno recuperato case vecchie, hanno fatto posti letto, hanno fatto bed and breakfast e un po' di tutto e continua ad andare avanti, insomma continua a migliorare. La diga sta portando una marea di gente, Mauro Corona anche di più. Sì, Mauro Corona è diventato famoso dopo le sue uscite in televisione e anche prima era famoso per le sculture, prima era uno scultore, era molto bravo a fare sculture anche grandi, faceva mostre di tutto il mondo, ci ha fatto tanta pubblicità, anche a me all'inizio, in partenza, era felice che avevo rimesso in moto il Paese Vecchio e mi ha aiutato molto, insomma, e continuo anche adesso a fare pubblicità al paese, alla zona, a tutto nonostante vada in televisione, ma ci tiene sempre al suo paese, insomma. Adesso abita su nel Paese Nuovo, non abita più qua giù, però passa, insomma, dai, passa un po' tutti i locali, ne ha sempre di più, adesso gira un po' qua, un po' là. Questi sono dei piatti tipici che proponiamo noi, abbiamo però anche un ricco piatto di antipasti, noi proponiamo salumi e formaggi della zona, in parte anche di nostra produzione. Il nostro cavallo di battaglia sicuramente è la pitina, che è un salume tipico di tutta la Valcellina e noi ce l'abbiamo anche noi, la produciamo noi da qualche anno. Abbiamo anche altri salumi come l'ossocollo, la pancetta, che sono tutti qui di Erto. Salumi che acquistiamo qui sempre in aziende locali. Partiamo dai primi. Che cos'è che abbiamo qui sulla tavola? Gli gnocchi, che sono gnocchi di zucca fatti in casa, sono conditi con la salvia, il burro e la ricotta affumicata, che è sempre ricotta prodotta da noi. È un piatto veramente tipico perché è tutto, diciamo, di Erto in sostanza, e quindi molti vengono e lo chiedono, ecco. Poi abbiamo la lasagna radicchio e salsiccia, è sempre anche lui un cavallo di battaglia come tutti i piatti della tavola, perché è molto amata dalle persone, è fatta appunto con delle lasagne verdi agli spinaci
e la ricetta, diciamo, è una ricetta classica. Il ragù è fatto con la salsiccia, sempre di qui di Erto, e il radicchio, e poi besciamella in abbondanza, come tutti i piatti sono abbondanti qui a Erto. Poi vabbè, abbiamo il frico, sul frico c'è molto da dire perché vengono da lontanissimo a mangiarlo. Questa è la nostra versione perché esistono tante ricette sul frico. Noi lo proponiamo così, con la polenta, una verdurina così leggera, e il frico che è in sostanza una cialdina morbida fatta con le patate e il formaggio che sono poi cotti e miscelati insieme e serviti, va servito caldo caldo, che resta molto morbidoso. Lo spezzatino in questo caso lo vediamo è di cervo, ce l'abbiamo ovviamente di varie selvaggine, comunque è sempre così, bocconcini, sempre servito con la polenta, molto gustoso, perché è carne cacciata, diciamo, non d'allevamento, e quindi non ci servono tanti aromi e tante spezie, già buona così, insomma. Questi sono 3 contorni che normalmente trovate qui da noi, perché sono funghi normalmente di stagione se ce li abbiamo, ma comunque sono qui vicino, insomma, della zona. I fagioli sono qui di San Martino, che è una frazione qui di Erto, e le erbette, che è un misto di spinaci e erbe di campo. Variano, diciamo, con la stagione, però questi 3 sono sempre molto richiesti dalle persone che vengono a trovarci abitualmente, ecco. Io sono la cuoca del Gallo Cedrone. A fine pasto ci sono anche le grappe fatte in casa, con bacche, con radici, con erbe del posto qua. Allora c'è il mirtillo, che sapete tutti com'è. Mi ha insegnato mia nonna a farlo, quello, ci metto anche salvia, ci metto bacche di ginepro, mirtilli, zucchero, mi ha insegnato una signora tedesca, l'ha insegnato a farla questa. Poi la tormentilla, che mi ha insegnato il vecchio gestore del rifugio Mesazzo, in Val Mesazzo, che mi ha insegnato a farla così e io continuo a farla così. C'è chi dice che è troppo zuccherata, però a me ha detto così e io così seguo, perché insomma è tipo amaro Montenegro, molto digestiva, molto digestiva. Poi c'è la genziana, che si trova anche questa nelle nostre montagne, la tormentilla, che si trova qua in giro, e poi c'è la chilea, che si trova su nel Monte Borgà. Metto grappa, zucchero e sta erba, è buono, niente di che, si lascia macerare un mesetto più. E la tormentilla anche, sì, un mesetto. Poi cosa c'è? Questi bromboi, cornioli, a settembre, quando è finita la stagione qua, vado a San Martino e in giro a raccogliere le bacche, se ci sono, se i cervi non le hanno mangiate, e faccio la grappa e la preparo per la prossima stagione, diciamo, dai. E poi cosa c'è? C'è la sperula, che si raccoglie in maggio, si trova sul Passo Sant'Osvaldo, non è tanto da andare in su, e basta. Cosa c'è ancora? Ho detto tutto. La rosa canina anche in settembre si raccogliono i frutti, dai, della rosa. Il carrugo anche, sono semi di finocchio tipo, sì. Per mangiare facevano quello, avevano poca roba. Io ho vissuto tutta la guerra, ho 83 anni quest'anno, adesso a ottobre ho 83 anni, e ho fatto, cioè, ma me è andata a tarallucci e vino, gli altri, quelli di prima, è andata peggio. Allora il mangiare era solito, senz'altro la sera la minestra, a volte quando c'era il latte le fregole, e il zuff la sera, o patate e radicchio, cioè quello che avevano. E a mezzogiorno sempre la polenta.
perché il pane non c'era il panificio fino a dopo la guerra, non c'era qua il panificio. Sono andata con mia mamma anche a Cimolais con la farina e abbiamo aspettato e siamo tornati col pane, insomma. Cioè qua era dura la faccenda. I primi negozi erano giù a Longarone, erano 7 chilometri a piedi. E allora, cioè a portare su andavano quando ogni tanto se avevano bisogno di medicine, così andavano a Longarone, o se avevano bisogno di qualcosa perché qua non c'era niente, dovevano andare, ma non è che andavano spesso, andavano quando potevano. E la polenta era dunque d'inverno col pestis. Il pestis sarebbe una versione ertana dei crauti, non so cosa deve fatto con le rape. E poi c'erano i fagioli e le patate, quelle sempre. Poi quando facevano la minestra di patate e dei fasui dicevano di patate e fagioli, se avevano pasta o orzo mettevano, e se no solo magari mettevano polenta avanzata dentro, perché gli uomini era poco la minestra, no? Poi facevano, quando andavano da qualche parte, se non avevano la polenta, facevano, se avevano fretta, facevano il tortel, che cioè è una specie di pane ma fritto dentro nello strutto. Mettevano strutto, olio non ce n'era, strutto e burro. Facevano la pastella di acqua e sale e farina e facevano sta roba, la cuocevano, era buono, a me piace anche adesso, è solo che è come avere un mattone qua. Poi cosa c'era di buono da mangiare? E quelli che andavano a caccia avevano la selvaggina, mio papà era negato per uccidere qualsiasi animale, anche quando uccidevamo il maiale e lui scappava. Andavo io a tenerle il coso per prendere il sangue, anche se ero piccolina. E ognuno di noi ha i suoi problemi, insomma. Il maiale ce l'avevano quasi tutti, però non era facile allevarlo, perché il mangiare era per... Muli non ne avevano perché mangiavano tanto e qua da mangiare non ce n'era, neanche per... Allora i muli eravamo noi a portare letame, tela, a portare... Tutto quello che c'era da portare di solito erano le donne, normalmente. E i maschietti avevano altre cose da fare. Il vino, dopo la guerra, un litro alla settimana per mio papà e basta. C'era l'osteria là a San Martino dove sto io, che adesso è andato via, dove era vicino alla chiesa. Un litro di vino la domenica, basta. Cioè, qua c'erano le osterie, se mio papà veniva a qualche funerale o qualcosa, allora beveva per le osterie, ma in casa non, cioè, niente. La grappa e il cognac lo imboscavano per le disgrazie, diciamo. Se uno si sentiva male, se uno moriva, si beveva un cicchetto, ecco. Però mia mamma non riusciva mai a trovarlo perché mio papà lo trovava prima. E poi cosa c'era? Per le medicine andavano con burro o fagioli e così in farmacia, però non era come adesso, cioè avevi l'olio di ricino, l'alcol per le ferite, avevi lo sciroppo per la tosse, mi ricordo, ma tenevano anche la bottiglia, perché per la bottiglia serviva perché dovevi andare con la bottiglietta a prenderti l'alcol, a prenderti l'olio di ricino, non si buttava niente. Per fare i scoufons, il velluto e la roba, c'era un negozio anche a Longarone che vendeva queste robe per fare i scoufons. Poi qualunque altra cosa, insomma, che avevi bisogno, bisognava andare al minimo a Longarone, perché da questa parte noi non siamo mai andati, perché per arrivare a Udine sono tanti chilometri. Mia mamma è nata qua a Erto, nella soffitta di un mulino, che c'erano i mulini sotto. Sì, erano tanto poveri. Poi nel 1946
sono arrivati quelli della Sade, adesso io non avevo ancora 8 anni, era la primavera del 46. Ai miei tenevano una mucca e una vitella che tiravano su per le disgrazie e seminavano patate da ogni piccolo campo, noi li chiamiamo campo, ma quelli che erano come dentro qua erano grandi, insomma, c'era tanta povertà e quando gli hanno detto che espropriavano tutto, ho visto la miseria, la disperazione più nera, ho visto tutti che piangevano perché, cioè, adesso hai la tessera e i soldi, vai dove vuoi. Quella volta chi semina magna, cioè bisognava andare a carità, e non è semplice. Per molti è semplice, ma per molti no. Insomma, ho visto la disperazione più nera. Dicevano che eravamo arricchiti, ma non era vero niente, eravamo... Cioè, quelli che lavoravano prendevano la paga, è vero, lavoravano magari la stagione e poi basta. Questo borgo si è spopolato il grosso a seguito del disastro del Vajont, però si sarebbe spopolato comunque come tutti i paesi della montagna. La gente è andata a lavorare in città perché c'era più comodità e praticamente il borgo si è spopolato, anche perché in questi ultimi 40 anni le nascite sono diminuite e per cui non si può pretendere avere la botte piena e la moglie ubriaca. È un problema non indifferente per tutta la società e tutta la collettività che vive in montagna, insomma, no? Perché è più scomodo vivere in montagna che vivere in città. Lo spopolamento di questo borgo è iniziato negli anni 50 perché la gente è andata ad emigrare in Belgio, in Svizzera e anche in Francia e in Germania, dove c'era richiesta di lavoro e per cui poi ha iniziato con anche perché diciamo qui la comunità di Erto era ambulante e viveva andava casa per casa a vendere le proprie cose e poi si è ingrandita, ha acquistato anche dei negozi. Per esempio c'è gente che anche a Tarvisio di Erto che sono sul mercato di Tarvisio. È un po' dappertutto, a Bologna, a Milano, dove offriva le piazze migliori e poi uno tirava all'altro. Le comunità, sa come succede anche adesso, no? Parte uno, si trova bene e poi chiama il parente, l'amico e si insediano lì e hanno fatto questo gruppo di ertani a Bolzano, in Friuli, un po' dappertutto l'Europa. Il borgo purtroppo è praticamente il borgo vecchio qui di Erto è completamente abbandonato, viviamo 25 persone, poi d'estate arriva altre persone che sono con le proprie famiglie in questi paesi dove si sono insediati a seguito dell'emigrazione. Purtroppo sono appassionato di tutte le cose vecchie e cerco di raggruppare e raccogliere prima di tutto quello che viene buttato via quando vengono pulite le case e poi anche le trovo anche magari sui mercatini in giro per il Friuli e le conservo per mantenere un ricordo dei nostri avi che hanno fatto tanto per sopravvivere. La casa in cui vivo è originale come una volta, non è cambiato, sì, parte la illuminazione perché una volta non c'era l'illuminazione, se no è tale quale come una volta, insomma, ecco, come 80 anni fa. La sacra rappresentazione che noi facciamo qui a Erto risale verso il 1600
prima veniva fatta insieme con quella in chiesa, assieme al parroco, poi dagli anni 50 in poi si è sciolta e praticamente questa tradizione è 50 anni che la porto avanti io, ne sono il presidente e cerco di mantenere in piedi questa tradizione, insomma, ecco. Però ho potuto constatare la diminuzione della popolazione, la diminuzione dei partecipanti sarà sempre più difficile negli anni che verranno per mantenere questa tradizione, insomma, ecco, se non si allarga anche ai partecipanti che non sono di Erto. E anche questa puntata la salutiamo. Voi però non dovete cambiare il canale dopo, perché subito dopo questa puntata, proprio subito ce n'è un'altra, in un'altra osteria, mi raccomando. Beh, questa di Erto immagino vi sia piaciuta. Questo gallo cedrone vi avrà un po' incuriosito, ma soprattutto vi avrà stimolato a venire su a Erto a dare un'occhiata, non solo a questo locale. Abbiamo conosciuto il sindaco Pastore, forse sarà l'unico sindaco che ha un gregge, chissà. E poi abbiamo sentito i racconti di Bortolo, ma io direi che la cosa più bella che possiamo raccontare e che abbiamo raccontato, e lo facciamo in ogni osteria, è quel profumo, quella genuinità, quella tradizione popolare friulana che noi ci portiamo nel cuore e attraverso Telefriuli riusciamo a trasmettere anche a voi che state qui in Friuli, che avete la fortuna di essere qui in Friuli, e a quanti hanno per le vicende familiari, per il lavoro, per l'emigrazione, sono lontani dal Friuli, ma noi li portiamo vicini. Alla prossima, mi raccomando, subito dopo ce n'è un'altra di osterie. Mandi.